Un ministero della microimpresa oppure un dipartimento ad hoc. Ecco un possibile provvedimento per affrontare la crisi di un territorio che conta almeno l'85% di aziende classificabili come micro. Tutto il mondo, in particolare in Italia, è fatto di microimprese. Basti pensare al terziario. In Italia le microimprese sono, insieme alle piccole, il sistema linfatico dell'intera economia. I commercialisti, nel Veneto ce ne sono circa 6.000 che hanno in media 6 addetti. Mettendo insieme i settori alimentare, dell'abbigliamento, della meccanica e dell'arredamento si contano quasi 130.000 addetti. Aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, ma che, a dispetto della loro dimensione, costituiscono di fatto da sempre l'ossatura portante del nostro sistema economico. E un ministero dedicato potrebbe dare nuova vita al sistema. Si terrà a Venezia sabato 29 e domenica 30 novembre la prima edizione del Salone delle Microimprese, un'occasione che consentirà a queste piccolissime aziende, almeno nei progetti, di fare rete e soprattutto di accendere i riflettori su questa realtà importante ma in difficoltà.